Questa barca l'ho voluta al massimo, con le vele, con le tecnologie, l'innovazione, e mi sono preparato per partecipare a un'impresa lunga di quasi 4 mesi. Ho attraversato 2 volte l'oceano, andato e ritorno, dall'Inghilterra appunto agli Stati Uniti e dal Canada alla Francia, battendo 2 record, ed è stato un viaggio bellissimo. Erano 2 regate, mi ricordi il nome così lo dici te, non faccio gaffi io, come si chiamano? La prima la Two Star e la seconda la Quebec Saint-Malo. Che erano sempre state vinte da inglesi e francesi, state vedendo la grafica in questo momento, invece un italiano e diciamo anche orgoglio italiano e anche di Sardegna, 20.000 miglia. 7 nazioni, 2 continenti, sei partito dalla Sardegna e sei tornato in Sardegna. Hai senza detto che... prendere l'aereo. Senza prendere l'aereo, sempre con la tua imbarcazione. Allora, la Two Stars, quanto è durata? Prego, La prima regata, la Two Star, bene, è durata 13 giorni e mezzo, infatti abbiamo battuto questo record storico che stava in piedi dal 2004 e stabilito dalla famosa inglese Ellen MacArthur con una imbarcazione più grossa, e quindi abbiamo messo un'icona e speriamo questo record duri. È stato battuto a sua volta da velisti molto famosi, leggende viventi in Francia come Éric Tabarly, Loïc Perron, Tabarly non più, ma Loïc Perron e altri. Comunque è un'emozione fortissima quella di affiancare il nostro nome, quello mio, di Riccardo Apolloni, con cui abbiamo appunto affrontato questa impresa. Anche perché dobbiamo ricordare che la Route du Rhum era una traversata in solitaria, questa invece era in compagnia di un altro velista, sì, no? Era in Quindi grandi emozioni, grandi soddisfazioni, ma anche qualche difficoltà, mi risulta. Difficoltà enormi. Ti vediamo qui nella foto in compagnia del tuo valido Riccardo. Difficoltà prima di tutto per il reperimento delle risorse necessarie per essere sulla linea di partenza, e questa è stata veramente la prima grande impresa e mi ha provato molto. Perché le risorse necessarie? Perché comunque queste imprese costano e la situazione è quella che è, non è facile trovare le risorse. Quindi questa è stata la prima impresa. Dopodiché, arrivato in Inghilterra a 41 ore dalla partenza, ancora con incertezze se riuscire a partire, perché non avevo ancora il budget completo, in quel momento ho ricevuto una telefonata al mio caro amico Massimo Cellino, presidente del Cagliari Calcio, che mi ha detto: Andrea, tutto a posto, la burocrazia è stata sistemata, quindi parti e vinci. E vai, parti e vinci, e tu hai eseguito l'ordine, no? In realtà chi mi ha sostenuto è la Regione Sardegna e soprattutto una persona del suo governatore. Sì, vabbè, non possiamo ringraziare tutti. Non tutti, però è importante, perché la Regione Sardegna la ringraziamo perché la amiamo in assoluto, io particolarmente con tutto il cuore. Però io intendevo non le difficoltà economiche, io intendevo le difficoltà, quelle del mare mosso, delle onde, momenti, insomma, so che tu ti diverti, lui sorride, ma Mare Forza 8, insomma, a volte anche gli incontri con le balene, no? Ci sono stati, ecco. Ho rischiato di impattarne una. Povera balena, però vi sareste l'ho schivata fatti per pochi secondi, facendo anche danni. Ecco, e quindi insomma avete avuto dei momenti... Ma momenti sì, difficili, ma diciamo che il tempo cattivo, il Forza 8, che forse nelle immagini si vedrà, e certo, le dobbiamo vedere le immagini. E siamo andati adesso a cercare, è stato di proposito. Cioè, con intelligenza e con coraggio abbiamo affrontato queste condizioni. Siamo in piena tempesta nel mare di Labrador. Riccardo è al timone, ci sono circa 34 nodi di vento e stiamo scappando via da questo ciclone che sta lambendo il perimetro dell'area in cui ci sono gli iceberg. È uno spettacolo qua fuori, vedete le immagini? Onde enormi. Abbiamo appena schivato una balena che era sulla nostra prua, l'ho vista a 2 lunghezze e per fortuna sono riuscito a straorzare prima di impattarla, che saremmo veramente morti, noi e lei. Altra onda, attenzione al pulpito che ci porta via al fanalino, l'onda. Siamo riusciti a chiudere il Richard, non so bene neanche io come, con 34 nodi di vento. È stato veramente difficile, pericoloso.
Sapete, quando uno non è esperto di vele e di regate, dice, vabbè, ma perché siete andati in mezzo a questa tempesta, no? Potevate evitarla. E invece Andrea mi dice, ma come lì c'è evitarla? Cioè è la tempesta che ci spinge, che ci fa andare più veloci, è così? Beh, l'obiettivo di queste competizioni è quello di arrivare il prima possibile davanti a tutti. Perciò per andare più veloce devi andare a cercare il vento forte e come accennavo prima, l'obiettivo è quello di cercare con intelligenza e con coraggio queste grosse perturbazioni, queste depressioni. Ma scusami, se voi avete trovato queste depressioni, queste perturbazioni, vuol dire che siete stati più coraggiosi di altri? Che hanno detto aspetta un attimo. Anche gli altri le hanno trovate, però magari vanno un po' più piano, sono 1000 le variabili su una barca a vela che possono condizionare le prestazioni. E perciò abbiamo battuto il record grazie a questa spinta molto forte e violenta data in queste condizioni. Quindi è un record mondiale di questa traversata. Ecco, lo ribadiamo. Il record storico, diciamo che è la traversata più veloce fatta da est verso ovest da un monoscafo nella storia. E quindi ho detto bene, però lui vuole puntualizzare. Giustamente, puntualizziamo. Altra regata sempre dove sono usciti vittoriosi, perché noi secondi non vogliamo arrivare, vero Andrea? Non vogliamo arrivare secondi. Come si chiama questa seconda regata? Quebec Saint-Malo. Ecco, e sei partito quindi al contrario, no? Dal Canada. Parti e devi arrivare in Francia, a Saint-Malo. Anche in questo caso una bellissima avventura, però a bordo siete addirittura in 4. In 4, mi sembra, sì, questa era l'equipaggio. E questa com'è andata come storia? E questa è andata molto bene lo stesso. È iniziata non tanto bene perché il vento era leggero e perciò la barca non andava veloce. Poi quando siamo usciti fuori dalle New Falkland, siamo trovati in mare aperto, abbiamo cominciato a vedere che qualcosa si stava generando e siamo andati a inseguire, a cercare, a trovare quest'altra grossa depressione con un altro Forza 8. Siamo partiti in quarta, abbiamo macinato quasi 450 miglia al giorno, che sono quasi 800 chilometri, e abbiamo quindi raggiunto e superato il record del connazionale Giovanni Soldini, che era di 12 giorni e mezzo, l'abbiamo passato a 11 giorni e mezzo. Mamma mia, quindi Soldini, che è un altro navigatore molto amato per l'Italia, a questo punto è stato un bel derby. È stato un bel derby, però abbiamo battuto anche il suo record. Quando uno fa queste gare, le fa soltanto perché alla fine è una professione o anche per mettersi ogni volta in gioco? Perché io credo che ci sia anche un po' la voglia di avventura, o no? Sì, assolutamente, è intanto una forte passione. Poi c'è dietro tecnologia, c'è innovazione, c'è molto studio, c'è anche tanto coraggio, dedizione e grande spirito di sacrificio. È sicuramente un grande richiamo del mare. Il fatto di poter mettere la bandiera italiana sulle vittorie, la bandiera sarda, sono comunque emozioni molto forti e quando uno se le sente dentro dai proprio il massimo. E poi anche il piacere di poter trasmettere ai giovani, che credo poi siano il futuro di questo nuovo mondo che sta emergendo, trasmettere a questi giovani talenti la passione, avvicinarli alla squadra e alle regate oceaniche, perché l'Italia ha tanto da dare e credo che in fatto di grandi sfide sappia soffrire e sappia anche vincere. E ce ne hai dato prova. Allora, tu hai scritto anche un libro che si chiama L'avventura, l'ignoto e la paura, che dovremo vedere adesso nelle immagini. Comunque lo ripeto, L'avventura, l'ignoto e la paura, un libro appunto dove si raccontano tutte queste motivazioni che spingono il nostro Andrea Mura a non fermarsi mai, anche affrontando le difficoltà che diceva di ordine pratico, perché in un momento di crisi magari è difficile anche trovare i fondi, no, per partecipare a queste gare così importanti, però lui non si ferma e subito è pronto per una prossima avventura, perlomeno per adesso nell'idea che dovrebbe essere? Che dovrebbe essere la Ostar, che è un po' la mamma della Ciustra, quella che ho fatto con Riccardo Apolloni. Stesso percorso, Plymouth-Newport, parte il prossimo 27 maggio, sarà in solitario e l'obiettivo appunto è quello di tornare in oceano, rimettere un'altra bandiera su un'impresa oceanica di valore mondiale e vincere. Andrea